Bonfante, che la mobilità, l'inquinamento di cui parlavamo prima sono tra quei parametri che hanno, siccome stiamo parlando di Verona, condannato Verona a una posizione non di primo piano, diciamo così, nella classifica sulla vivibilità delle città stilata, lo ricordiamo, a Legambiente in collaborazione ogni anno con il Sole 24 Ore. Verona sta male in Veneto, ma sta addirittura dietro a Messina in quella classifica. Noi siamo in questa insieme, questo calcolo di qualità della vita e di rapporto ambientale, ovviamente tutti i primi posti sono delle città del centro-nord. Al primo posto c'è Belluno, poi c'è Trento e così via. Uno si aspetta di vedere Verona, non so, nei primi 30-40, se la ritrova verso gli ultimi posti, dietro appunto molte città meridionali come Messina, eccetera, che hanno ovviamente altri tipi di problemi e altri tipi di risorse. E questo è per noi motivo sicuramente di preoccupazione, non di vanto sicuramente. È vero che Verona è attraversata da due autostrade, la A22, la Modena-Brennero, la A4, la Venezia-Milano, è vero che c'è anche questa tangenziale che ulteriormente, tutto quello che si vuole, ma vuol dire che c'è molto da fare su questo campo. E sicuramente una seconda autostrada, anzi una terza autostrada, non migliorerà, né è pensabile di poter andare avanti così. Adesso in questi 6 mesi abbiamo visto, per esempio, che sono aumentati tantissimo i parcheggi a pagamento nella città di Verona. Cioè non si riesce più a parcheggiare a Verona se non pagando cifre salatissime. Uno gira, io vado spesso ovviamente a Verona, giro 30-40 minuti per cercare anche un posto auto anche a pagamento con l'1,55 € e così via, non lo si trova, si va nei parcheggi. Punto anche questo, che anche chi pagherebbe non trova poi. No, non si trova. E si va nei parcheggi che costano di più. Ed è tutto così. Hanno allargato le fasce blu, tra l'altro contro una sentenza della Cassazione che prevede, come è stato dimostrato a Roma, che a fianco alle strisce blu ci vanno anche quelle bianche, magari col disco orario, e quindi non si potrebbe fare tutto questo. La situazione è nettamente peggiorata in questo anno e mezzo di nuova amministrazione, diciamoci la verità. È stato annullato il progetto di tranvia che doveva partire quest'anno e che aveva già ottenuto il finanziamento, si prevede un altro tipo di progetto, chissà quando mai sarà fatto, quello di Filobus, che però prevede il diesel in centro, quindi con un aumento dell'inquinamento e non con una riduzione. E così non si può. Bonfante, ecco, prima di fermarci per la nostra pausa pubblicitaria e poi cambiare ancora l'argomento, la prima cosa da fare allora a questo punto, ritornare all'idea della tranvia? Beh, l'amministrazione non vuole saperne perché ha fatto questa battaglia in campagna elettorale, e anche se la tranvia è dimostrato che in tutte le città europee più importanti crea qualche problema nella realizzazione, ma poi tutti sono contenti quando è fatta, ormai è stata abbandonata. Io credo che una cosa importantissima da fare, che non costerebbe tanto, e sarebbe realizzabile in giro di qualche anno, per Verona sto parlando, è la metropolitana di superficie, cioè sono treni che ogni 15-20 minuti comodi e veloci dalla provincia vanno in città e viceversa. Ci sono già delle linee ferroviarie che potrebbero sostenerle almeno in parte, se potenziate potrebbero sicuramente essere la cosa che risolve il problema più grave, perché il problema è l'afflusso dalla provincia, da Valpolicella, dalla Bassa Veronese, dall'est e dall'ovest veronese alla città. Sono tutte le persone che vanno a lavorare, che vanno per affari, che vanno per altre cose e che intasano la città. E che non possono neanche farne a meno. Se loro avessero la possibilità di avere un treno veloce che si ferma come le metropolitane sotterranee, solo che è di superficie, costa meno, è meno pericoloso, non è inquinante perché viaggia su fili elettrici. Non fa code. È stato calcolato che 50 km si fanno in 40 minuti agevolmente, si arriva in città, se lì ci fosse un trasporto pubblico, il migliore era la tranvia, perché c'era ferrovia con tranvia ed aveva anche un senso, ma anche fossero altri che si ritrovano ecologici, in 50 minuti, un'ora, una persona dalla provincia, da 40-50 km dalla provincia, va in tutti i posti della città e sarebbero risolti tutti i problemi di inquinamento. Certo che bisogna crederci, ci vuole un po' di investimento iniziale, ma di gran lunga inferiore a quello che si spende per una qualsiasi superstrada. Un'autostrada, una superstrada, anche a project financing, in cui interviene il privato, ma il pubblico dà un contributo, ti costa quanto una metropolitana di superficie realizzata definitivamente per tutta la provincia. Chiarissimo. Allora, noi ci dobbiamo fermare soltanto un attimo, rimanete con noi. Veneto Democratico torna tra pochissimo, altri argomenti, parliamo di alcol, di strada, di sicurezza, lo facciamo tra poco. Restate con noi.
Rieccoci in studio con Veneto Democratico, ve l'avevamo preannunciato, parliamo di alcol, uso, abuso, parliamo soprattutto degli effetti che ha poi sulla strada quando ci si mette alla guida. È un tema, lo facciamo in questa rubrica di cui si è occupato il Consiglio regionale, per questo chiederei alla signora De Tomi di attendere un attimo e partire dalla parte appunto più politica con il consigliere Micheletto. Sì, il Consiglio regionale in questa primavera ha approvato una legge quasi all'unanimità che, come dire, dà una idea, insomma, per il Veneto che l'alcol alle 2 di notte, insomma, è opportuno non venderlo più. Ecco, non è un'idea passata come idea della proibizione, eccetera. Credo che sia un aiuto alle famiglie, un aiuto ai nostri ragazzi di far capire che non si proibisce nulla, ma vi è la volontà di dare almeno alcune regole, di offrire una disciplina, di offrire una possibilità di essere dentro in un contesto nel quale alcune regole devono essere rispettate, insomma, no? Ecco, questa era l'idea e il Consiglio regionale l'ha approvato quasi all'unanimità e purtroppo dopo pochi giorni, dopo le prime proteste di alcuni gestori di locali notturni, eccetera, la questione si è portata a una fibrillazione immediata in cui i gruppi consigliari interi come Alleanza Nazionale e il capogruppo di Forza Italia, eccetera, ne hanno chiesto l'abrogazione. La giunta regionale in maniera improvvida ha dato immediatamente alcune deroghe a Jesolo piuttosto che a Caorle di poter vendere anche dopo le 2 perché questi si erano impegnati in qualche modo di mettere insieme dei controlli stradali, no? E come dire, si è avuta la sensazione, insomma, che il denaro, che gli interessi immediati anche spiccioli abbiano immediatamente avuto il sopravvento su una questione di buonsenso. E questa è la cosa che più mi ha amareggiato. Ecco, come dire, subito il denaro e subito quello che sono gli interessi hanno immediatamente scalfito quella che era un'idea di una regolamentazione, di offrire un'idea e una possibilità di essere dentro in un contesto di regole. Ecco. Credo che dal nostro punto di vista, insomma, la questione vada posta, continua ad essere posta. Credo che su questa strada continueremo a esserci. Non abbiamo nessuna idea di proibire, vogliamo solo, ripeto, offrire alle nostre famiglie, ai genitori, eccetera, un aiuto per una qualità di vita che abbia più senso, che sia degna di questo nome, cioè un aiuto alle famiglie, nulla di più. Spostiamoci dalle famiglie con la signora De Tomi su questa vicenda. Che idea vi siete fatti voi che su ovviamente su questo argomento state conducendo una battaglia da tempo? Sì, perché credo non sia necessario essere familiare di vittime di incidente stradale per capire l'importanza di questo impegno che la Giunta regionale Veneto aveva preso e che noi come associazione nazionale con un centinaio di sedi in tutta Italia avevamo preso noi stessi come impegno per farla passare anche, per proporla anche nelle altre regioni, in maniera che una delle vantate scuse per abrogarla fosse eliminata, cioè quello del nomadismo dei giovani. Cioè il fatto che i giovani si sposterebbero nelle regioni vicine se i giovani trovano che in Emilia Romagna, in Friuli o in Lombardia ci sono le stesse limitazioni, gli stessi vincoli che ci sono nel Veneto e così via, non hanno più motivo di spostarsi. Questo era un primo segnale molto forte che il buon senso, non solo la politica, avrebbe dovuto dare. Basta comunque vedere le tabelle, basta vedere che questa restrizione a livello nazionale anche ha portato a un risparmio, chiamiamolo fra virgolette, di vittime, cioè 236 morti in meno in 6 mesi, per capire l'importanza di questa legge. Noi abbiamo di questo decreto legge che poi non è stato più, credo... Sì, la legge è in vigore, però è stata svuotata di fatto del un pezzetto alla volta, la stanno smontando.